per noi un gruppo di ballerini. Anche il look devo dire che è stato molto curato e studiato e ci farà viaggiare negli anni 80. Un film musicale questo che narra le vicende di un gruppo di studenti degli anni di corso all'Istituto High School of Performing di New York. Vi ricordate? C'era l'insegnante che diceva sudore, fatica, solo in questo modo si può chiaramente raggiungere il successo. Erano ballerini che si preparavano dicevano così, erano ballerini che si preparavano per farsi giudicare davanti a una giuria. Noi mi sa che ne sappiamo qualcosa. Signori e signori, ecco qui i nostri Saranno Famosi in Fame!
momento delle premiazioni e quindi io direi di iniziare con Luca e Nicole. Ballerini, se la ricorda la scena? Fatica, sudore, la faccia. Sudore, impegno, culo così. E forse qualche volta arrivate i primi. Vabbè, è il viaggio, non il traguardo, giusto? Quindi alla fine l'impegno, il sudore e la fatica, come fare questi show per questi ragazzi che sono un impegno extra alle loro gare, penso che valga la pena, se lo ricorderanno anche nel futuro, perché il viaggio è sempre la cosa più importante. Bravo, il nostro maestro prende un premio, è il viaggio che conta, e io direi conta anche assieme a chi lo si fa, chiaramente, e non la meta. Bene, proseguiamo, andiamo avanti, arriva Grease, quindi rimaniamo direi sul finire degli anni 70, quindi comunque sempre di anni 80 si parla. E qui, cari miei, vi narreremo tra qualche istante la storia di Danny Zucco, il leader dei T-Birds, una banda di studenti della Ryder School, che si innamora di Sandy Olson, una bellissima ragazza australiana. Ahimè, alla fine delle vacanze Sandy se ne deve tornare in Australia e i due, giurandosi amore eterno, naturalmente si salutano. Invece succede una cosa diversa: Sandy decide di rimanere in America, farà parte delle Pink Ladies, un gruppo di ragazze chiaramente amiche dei T-Birds. Qui se ne vedranno veramente delle belle, perché Danny Zucco si rivelerà chiaramente non quel tenero fidanzato che era stato durante l'estate. Fatemi dare una sbirciata, io ho i miei T-Birds pronti, eccoli qua. Siete troppo forti. Vi ricordo sempre, vero, che i costumi sono stati realizzati in 448, le coreografie anche, quindi l'applauso va veramente ancora maggiore. Pink Ladies ci sono, T-Birds anche. Signori e signori, va ora in scena Grease. Yeah.